santuario è stato pensato negli anni, direi negli ultimi 50 anni in particolare, con una forte attenzione a fare in modo che sia raggiungibile. Allora, il luogo è estremo, ricordiamoci che il luogo è molto estremo, viene chiamata la Meteora Greca del Nord, il santuario più ardito d'Italia, per cui già arrivare, anche per chi è normodotato, non è così semplice. Ci sono vari cammini a piedi, ma è possibile avvicinarsi con i mezzi, c'è una navetta addirittura attrezzata anche per le carrozzine, che raggiunge il punto più vicino al santuario e poi da quel punto fino alla basilica non c'è uno scalino e quindi c'è l'ascensore, un ascensore molto grande, diciamo, chiamiamolo ascensore da ospedale per capirci, ecco, che può portare i pellegrini fin su alla basilica. Poi sono nati dei gruppi di aiuto, dei miei volontari e anche dell'Unitalsi e anche dei Cavalieri di Malta, che alle volte fanno una cosa incredibile. Si prendono a cuore chi è in carrozzina o chi ha delle difficoltà e li accompagnano a vedere tutto il santuario, quindi aprono le porte, spostano, fanno in modo che tutti possano avere un'esperienza totale.